Le lancette del mondo del lavoro ci riportano indietro nel tempo al 1977. Disoccupazione è nuovo record negativo. A settembre la disoccupazione è salita al 12,5%, in rialzo di 0,1 punti percentuali su agosto e di 1,6 punti su base annua. È il dato ancora provvisorio rivelato oggi dall'Istat. In particolare a preoccupare è il valore emerso sulla disoccupazione giovanile, salita a oltre il 40%. Non consola il dato veneto. Gli indicatori di congiuntura curati dalla regione delineano un tasso di disoccupazione nel secondo trimestre al 7,5%. 170.000 sono i disoccupati in tutto e un giovane su due è senza lavoro. Nel breve periodo l'unica strada che io vedo è sostenere chi è sotto sforzo e chi lavora, e vuol dire imprese e lavoratori, attraverso una riduzione del cuneo fiscale. Per il presidente della regione si tratta di dati allarmanti, invoca scelte strutturali come quella di abbassare il costo del lavoro o non ci sarà risalita. E ai giovani da Confindustria arriva l'invito a calibrare le proprie scelte di studio, meglio l'ambito tecnico-scientifico e per l'operaio l'alta specializzazione.